Allora, a inaugurare il nostro hot corner romano qui all'interno di Creed abbiamo chiamato due ospiti speciali, Jacopo Olman Pinori e Riccardo Grandi. Ciao ragazzi, come va? Ciao. Oh, tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene. Allora, la prima domanda è, visto che voi avete appena finito di fare un film insieme, bloccato da lockdown, ripreso, rifatto, che si chiama Weekend, ma di cui praticamente non potete dire nulla, noi vogliamo sapere... Preferiamo non svelare Ecco, troppo. rimaniamo sul vago. Vogliamo sapere da Jacopo come è stato lavorare sul set diretto da Riccardo e da Riccardo come è stato dirigere Jacopo. Sinceri però. Sincero. Ma allora, Non come quelli delle conferenze stampa che dicono tutti è quanti. stato tutto bellissimo. Guarda, è stato bellissimo, siamo stati una grande famiglia. Invece no, ci siamo odiati, abbiamo litigato, ci siamo menati. Allora, Alfred Hitchcock diceva che gli attori non sono bestie da soma, ma vanno trattati come bestie da soma, no? Ecco, Riccardo non è così, però. Meno male. Non è così. No, non ho messo la sella su Jacopo. Un carretto, non ha tirato nessun carretto. No, devo dire, non è diciamo un lingo da conferenza stampa, mi sono trovato molto bene con Riccardo perché è un regista che si fida degli attori, che ha ha le sue cose, di cui vuole tenere, ha molta attenzione per alcuni dettagli, soprattutto ad esempio mi ha colpito molto l'attenzione di Riccardo per i dialoghi, proprio precisamente anche proprio per le parole, che è una cosa che io ho apprezzato molto. Ma riesce diciamo a tenere questa cosa insieme invece a una grande fiducia negli attori. Tra l'altro ricordiamo che oltre a te Jacopo c'è anche Alessio Lapice. C'è anche Alessio, c'è Gianni Franceschini, c'è Filippo Scicchitano, c'è Lorenzo Zurzolo, c'è Greta Ferro, c'è un sacco di gente. Quindi sì, questa cosa qui si può dire di Riccardo, che è una persona che è molto attenta ai dettagli, che quindi fa il suo lavoro per bene, ma che ha anche molta fiducia negli attori, che è un modo in realtà di fare il proprio lavoro per bene. Che imbarazzo, Adesso grazie, Riccardo devi grazie. dire solo quello. Adesso tutto quello che avevo preparato, Scaccomato. cioè non posso più dire la verità. No, vabbè, quello che dice lui un po' è vero, ma anche perché questo era un film fatto anche, cioè dove le parole erano importanti, come già disse Muretti a suo tempo, perché essendo un mystery, chiaramente tutto ciò che si dice non è soltanto funzionale, diciamo così, al dialogo, ma è anche un'informazione per l'incedere della storia e soprattutto il dipanarsi della matassa dal punto di vista anche del mistero e tutto quanto, per cui non si potevano sbagliare le parole. No, riguardo al lavoro con Jacopo, a parte il senso di, come si dice, di Nausea. lavorare con Jacopo, a parte la soggezione, perché l'ultimo film importante, posso dire importante, Sì, che sì, Jacopo ha sì. fatto era stato diretto dal grande Bertolucci, per cui insomma un Cioè, po'... diciamo anche Bernardo Bertolucci, Peter Del Monte e poi Riccardo Grandi. Cioè, insomma, mi trovavo in una triade un po', diciamo così, abbastanza importante. No, a parte gli scherzi, abbiamo lavorato benissimo. Lui ha dato tanto, perché comunque mi ha aiutato a disegnare, diciamo così, questo personaggio che inizialmente era soltanto scritto sulla carta, ma poi quando lui gli ha dato un volto e un carattere, pian piano il personaggio ha preso vita. Sembra banale, però è vero, perché tutto quello che tu puoi ideare in fase di scrittura di un personaggio comunque verrà sempre messo in discussione durante l'interpretazione, perché poi vuoi o non vuoi i tic che l'attore può regalare così a un personaggio, o anche semplicemente il colore, no? Che può dare alla sua messa in scena, lo mette anche in relazione con gli altri, perché poi nessun personaggio è mai da solo, no? Perché è sempre relazionato con gli altri, cioè quello che è bello e quello che è stato difficile in un film così è stato, perché è un film con 4 protagonisti principali che stanno spesso tutti e 4 insieme, è stato creare diciamo così, un livello di relazioni tra di loro che non fosse sempre uguale e sempre banale. Per cui diciamo questo quadrilatero doveva avere
diagonali, scusate la geometria, che erano tutte di colori diversi, no? Nel senso che lui si doveva interagire con gli altri, con ognuno degli altri a seconda di come gli altri erano. E non sempre questo sul set arrivi e già lo sai, perché fa parte di tutto quello che il personaggio ha dietro, per cui lui ma anche gli altri sono stati bravissimi, anzi anche troppo, mi hanno ossessionato con noi le chiamiamo backstory dei personaggi, cioè perché lui dice questo, perché lui dice ho sete, perché ha sete, perché non ha bevuto gli scherzi. No, comunque sì, insomma. Senti, ma cosa possiamo dire di Weekend, Riccardo? Che esce nel 2020, possiamo Sì, dirlo? Una sì, cosa sì. possiamo dire. Guarda, la data di uscita E lo vedremo. la stiamo definendo, lo vedremo entro la fine dell'anno e quindi questo posso dire che è un mystery, è un thriller e poi non voglio dire altro perché comunque fra un po' ci sarà un bel trailer. Infatti, e allora noi non vi chiederemo altro per non mettere in imbarazzo. E l'ultima domanda qui all'Hot Corner è un gioco che facciamo sempre. Chi è il vostro idolo, il vostro eroe? Cioè quello che vi ha, non dico che vi ha fatto fare questo mestiere, ma quasi, insomma. Aiuto, uno solo ne devo scegliere. Vai Riccardo, io devo pensare. Inizio io. Vabbè, ovviamente ne abbiamo tantissimi. Ne devo dire un po', per forza ne devo dire un po', perché allora Alfred Hitchcock l'hai citato tu, mi sembra poco fa, sicuramente è uno di questi. Fellini, perché poi alla fine che vuoi fare? Ce l'abbiamo qua, quindi anche lui insomma in qualche maniera ha cambiato il mio modo di vedere le cose, non solo nel cinema ma anche proprio nella realtà, nella vita. Poi a me personalmente piace tantissimo Quentin Tarantino, un po' perché comunque nel suo momento di massima, diciamo, di massima luce, che erano la fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, è stato il momento in cui ho deciso, diciamo così, di fare questo mestiere, per cui è stato uno degli ispiratori, diciamo, un po'. Però ecco, questi sono i primi veramente che mi vengono in mente, sono tutti registi, poi io personalmente ho tanti altri idoli in altri ambiti, insomma, che però adesso non andiamo a citare. Jacopo? Vabbè, ne hai detti quanti? 3-4, quindi pure io posso dirne 3-4. Allora, bene, allora, beh, insomma, vabbè, tralasciando Bernardo perché diciamo, era una storia particolare, voglio dire Martin Scorsese perché quando avevo 14-15 anni vedere i film di Scorsese, soprattutto quelli del periodo degli anni 70, gli anni 80 e anche quelli un pochino più recenti in realtà, ha contribuito molto a farmi innamorare del cinema. E quindi sicuramente Martin Scorsese. Poi Vittorio Gassman perché Vittorio, cioè, insomma, perché per me è forse il più grande di tutti di quella stagione lì del cinema d'oro italiano. Wes Anderson perché è estremamente dolce ma molto stiloso e quindi sono io. e basta, 3 ne ho detti? Jean Renoir perché è la gioia che si fa cinema e basta. Sono 3 registi e un attore, però Perfetto. Jacopo Montino, Riccardo Grandi all'Hot Corner, grazie per essere stati con noi. Grazie a Grazie a te. voi. Vi aspettiamo Weekend allora. aspettiamo.